Dottore Lombardo, buonasera. Sono Totò Galanti. Vede che sto parlando con questo signore? Sì. Vuole intervenire? No, volevo chiedere se fa il comizio, parla. No, non faccio il comizio, parlo sicuramente. Ah, ho capito. Allora aspetto. Lei mi vuole fotografare? No, volevo sentire, volevo registrare quello che diceva. Lo farà senz'altro. Va bene. Mi farà piacere, grazie. Siamo in un momento un po' particolare dove il movimento per l'autonomia si ritrova a portare avanti quei punti programmatici. Uno dei punti fondamentali è la questione meridionale, il lavoro che viene a mancare ogni giorno sempre di più, ogni giorno di più viene a mancare quella dignità. Noi portiamo e stiamo portando avanti il rinnovamento del nostro movimento e soprattutto il rilancio. Mancano soltanto pochi giorni alle elezioni. Dobbiamo fare come nel 2008, dove con molta umiltà siamo andati casa per casa, di conoscenti, di familiari, far capire le ragioni del voto, far capire che il movimento per l'autonomia sta vedendo anche oltre, con un gruppo appunto di giovani che si stanno spendendo per il partito, perché dagli ultimi sondaggi ci sono quasi il 30% di persone che ancora sono indecise, che non sanno esattamente a chi votare, e a queste persone noi dobbiamo andare, dobbiamo cercare appunto di fargli capire perché votare alla Camera Grande Sud MPA e perché votare soprattutto al Senato il Movimento per l'Autonomia. Vi dico la verità, 10 giorni fa, in un momento di grossa difficoltà, soprattutto incontro fra la gente dei casalinghe, è iniziata a votare verso il centro-destra. Una cosa che fino a qualche mese fa era inimmaginabile, adesso si sta verificando. Vedete, oggi c'è un motivo per cui siamo qua. Il motivo è quello di cercare di portare avanti i valori e i principi dell'autonomia e i valori del Sud Italia, le esigenze di cui ha bisogno il Sud Italia. Oggi c'è una coalizione Monti che lo scrive in tre passaggi, ci dice soltanto che la Sicilia e il Sud non sa spendere le risorse. Bersani fa solo la passerella qua, lascia tutto, senza che negli anni passati hanno fatto scelte a favore della Sicilia. Non ci dobbiamo ricordare che è stato Prodi che quegli accordi internazionali fatti per l'agricoltura, ebbene, sono tutti accordi fatti contro la Sicilia e il Sud Italia. Ecco il motivo per cui bisogna in questi 8 giorni realmente sacrificarci, girare, andare nelle famiglie. La gente adesso inizia a capire, anche perché abbiamo le televisioni nazionali che sono bombardate completamente dai grandi partiti, PDL, PT, Grillo e Monti. Abbiamo un Grillo che parla soltanto di tutto, diverso di tutto, ma niente. Per cui penso che noi dobbiamo ritornare fra la gente e spiegare quello che abbiamo fatto. Forse non siamo stati bravi a sponsorizzare tutto quello che abbiamo fatto. È stato fatto un lavoro, penso che si è formata una classe dirigente che difende gli interessi del territorio, per cui questo progetto deve continuare e non possiamo sicuramente permetterci una battuta a vuoto. Questa settimana penso che dovremmo tutti prossimamente chiudere di più gli studi e pensare a fare campagna elettorale. Grazie. Ormai siamo alla stretta finale di questa campagna elettorale che sarà particolare per molte ragioni, una delle quali che è partita quando? 2 mesi fa, con un orientamento degli elettori e che in questi
ultimi giorni, in queste ultime ore, sta assumendo caratteristiche e pare che si orienti diversamente. Io ricordo per la verità che nella non lunga vita del nostro movimento, nascemmo nel 2005, un'altra volta nel 2006 chiudemmo un'alleanza per ragioni di opportunità per il Movimento per l'Autonomia. Addirittura ricorderete che nello stesso schieramento di oggi condividevamo quel cerchietto di 3 centimetri con la Lega Nord. Noi scegliemmo quella coalizione, come stavolta abbiamo scelto questa coalizione, perché l'abbiamo scelta, statene certi, perché riteniamo che alcuni punti programmatici, quelli per i quali siamo nati come movimento, qui hanno più possibilità di essere realizzati o comunque meno difficoltà per essere realizzati. Vedete, io non mi accordai con Prodi e mi conveniva. D'Alema al congresso di Bari, quella è la sua regione, ci invitò a stare nella coalizione di centrosinistra dicendo: abbiamo bisogno di voi nel governo. Eppure io che incontrai Prodi, molto onestamente ricevetti delle risposte negative su 2 punti che per noi erano fondamentali. La fiscalità di vantaggio, che ancora torna nel nostro programma al primo punto di questi 5 punti essenziali, e il tema delle infrastrutture, in particolare il ponte sullo stretto di Messina. Prodi mi disse che non era nel suo programma fare il ponte perché lui aveva i verdi che glielo impedivano, e per quanto riguarda la fiscalità, lui che è allineato con le logiche di un'Europa che non consente a pezzi di territorio una fiscalità diversa, mi disse che comunque non la considerava attuabile. Per la verità allora noi tentammo più volte, io ricordo che facemmo un ordine del giorno che si scontrò contro un ostacolo insormontabile, che era quello del commissario per la concorrenza di allora, che è l'attuale nostro Presidente del Consiglio, Mario Monti, che non tollerava che un pezzo di territorio potesse avvalersi di quella fiscalità speciale. E cosa vogliamo noi? Perché cosa ci batteremo? Partito dei Siciliani e il Movimento per l'Autonomia, che come sapete alla Camera è alleato col Grande Sud, e io ringrazio per l'impegno, la passione e l'entusiasmo il nostro candidato locale, che è terenziano, Di Stefano. Uno dei tanti ricorsi l'ho fatto, ricorderai su che cosa? Un problema che riguarda il nostro portafoglio. In una finanziaria degli anni scorsi Prodi pensò di imporci un aumento della nostra partecipazione alla spesa sanitaria dal 42 al 49%. Era scritto nella finanziaria di Prodi, sarà stato 2007, 2006, 2007, no? E però con una clausola che simultaneamente noi avremmo avuto restituita la stessa cifra dal 42 al 49, il 7% di 8 miliardi e mezzo della spesa sanitaria, la stessa cifra tratta dalle accise petrolifere. Dopodiché in una finanziaria di 2 anni fa non vi è traccia della simultanea retrocessione, quindi questa finanziaria ultima violava e contraddiceva quella di 5 anni prima, quella di Prodi. Cosa fa un presidente della regione che vuole difendere? Ho fatto ricorso alla Corte Costituzionale, dove una quindicina, non so quanto sono, per carità, magistrati, uomini di cultura giuridica strepitosa, giudicheranno. Mi posso illudere che dopo 2 o 3 anni, come dire, terremotino lo Stato dichiarando che era illegittimo il bilancio dello Stato di 3 anni fa. Per carità, per ovvie ragioni di buonsenso mi diranno che il ricorso è respinto. Ma se a giudicarci fosse stata una corte di 6 persone, come è scritto nello statuto, 3 dei quali eletti dalla nostra assemblea e 3 dal Parlamento nazionale, forse avremmo avuto non più chance per vincere il ricorso, ma più ragioni, perché i legislatori nazionali e il signor governo, come dire, ci rispettasse e non violasse le proprie stesse leggi. Questo è il punto dello statuto. E ora cosa diciamo per le accise? Oltre che garanzie per la salute e per l'ambiente, ecco perché abbiamo detto di no ai termovalorizzatori, perché i termovalorizzatori, se ci butti tutto dentro, bruciano tutto, compreso la plastica delle bottiglie, eccetera. Sarebbe stato, come dire, un alone incombente anche contenente diossina. Scusate, ma voi lo sapete
Ma quanto paghiamo noi di spesa sanitaria per le malattie professionali? Le falde acquifere delle aree interessate dalle raffinerie, come quella di Gela e quella di Priolo, si sono abbassate, oltre che essere interessate da piccoli residui di petrolio, non so di quante decine di metri. E questo non è un danno che forse si riparerà dopo 10.000, 20.000 anni? Come si fa a pulire la terra infiltrata di petrolio per decine e decine di metri di profondità? Non sarebbe giusto che noi pretendiamo che ci rimborsino il 75% di quei 10 miliardi di euro all'anno che su questo lavoro dei nostri figli lo Stato incassa? Ma a noi la restituzione del 75% solo di accise fa 7 miliardi e mezzo. Poi c'è il primo punto, la fiscalità zero, che è l'unico grande strumento perché vengano ad insediarsi qui e non a Malta, dove c'è una pressione fiscale che è la metà della nostra, mentre noi con zero pressione fiscale assorbiremo un putiferio di investitori ed è l'unico sistema, io ne ho provati di tutti i colori, in grande e in piccolo, per consentire appunto investimenti e per consentire lavoro. Ora c'è la campagna elettorale che, come sapete, gli addetti ai lavori lo sanno meglio degli altri, quella decisiva si fa in questi giorni. E ora, rivedendo la gente, parlando con le persone, mi accorgo che questo nostro movimento va riorganizzato, si è liberato di una serie di zavorre pesanti, di gente che ha succhiato il sangue a qualunque titolo, a qualunque livello e per le ragioni, come dire, meno nobili. Ritroviamo gente di grande valore che crede nell'autonomia e noi lo possiamo fare decollare e fargli vincere queste elezioni nelle quali, vedete, non è difficile battere una coalizione che è come fatto caratterizzante, sapete cosa? La più vergognosa, indecente, immorale, illegale acquisizione di uomini e di coscienze in cambio di promesse, con la minaccia del ricatto, con la gente che fa spionaggio e magari segnala che gente non c'è, perché poi gliela faranno pagare. Noi facciamo il nostro dovere, abbiamo la coscienza a posto, possiamo rispondere a chi che sia, siamo pronti a qualunque confronto, in piazza o nelle televisioni, perché abbiamo servito e vogliamo continuare a servire il popolo siciliano. Auguri e buon lavoro! Maria, ma tu immagini all'autunno, no? Non gliel'ho detto. Mi scusi, ma che cosa ne pensa del MUOS? Voi la linea studio.